La storia di Cabras, ma soprattutto del villaggio di San Salvatore. Venite a me, voi che siete affaticati e oppressi, io vi darò ristoro. Il comitato di cittadinanza Is Curridoris 1986, perché la zona di San Salvatore è famosa anche per la celebre Corsa degli Scalzi, una delle tradizioni popolari tra le più importanti della nostra isola di Sardegna. Ecco, quella stradina in profondità avvierà a breve il nostro viaggio in un villaggio che, così a prima vista, sembrerebbe disabitato. Vedete, qui non c'è nessuno. Non c'è nessuno, guardate quante casette, addirittura qui si legge Vendesi per informazioni, cellulare, quindi per chi volesse acquistare una casa nella zona di San Salvatore, insomma, potrà contattare quel numero di telefonino. Qui vediamo delle strutture in parte decadenti, prive. You let me into a conversation only we could make. You're breaking into my imagination. Ed eccoli alcuni visitatori nell'ex villaggio western di San Salvatore. Sul lato sinistro notiamo che le strade, le piazze conservano ancora le vecchie insegne ed in alcuni casi invece le targhe che indicano il nome delle piazze sono state ben ripristinate dal comune di Cabras. E qui leggiamo Piazza della Festa. Il cartello fa riferimento alla Corsa degli Scalzi, alla festa tradizionale e quindi popolare che ogni anno si ripete da tantissimi decenni. Li ricordiamo sempre nel periodo di settembre. Adesso ci stiamo avvicinando in questa storica struttura per andare a dare un'occhiata all'ipogeo ed alla chiesa storica di San Salvatore. Continuate a seguirmi.